Mercoledì 13 settembre abbiamo ricevuto una delegazione dell'Ente Friuli nel Mondo composta dalla vicepresidente professoressa Flavia Brunetto e dal direttore Cristian Canciani. La professoressa Brunetto ha tenuto un'interessante conferenza nell'anfiteatro dell'Istituto Italiano di Cultura, evento al quale la viceconsole d'Italia Paola De Antonellis ha partecipato. Abbiamo selezionato alcuni pezzi della conferenza per voi. A introdurre il relatore è la direttrice dell'Istituto Silvia Merli. Voglio ringraziare in generale l'ente che la professoressa in qualche modo rappresenta, perché è vicepresidente vicario dell'ente Friuli nel Mondo, e l'associazione FAME Frulane con cui oggi collaboriamo per ospitare questa conferenza che parlerà della musica, in particolare della musica friulana. Infatti sapete che il titolo è il patrimonio musicale friulano dai magnifici codici del Trecento all'età contemporanea, quindi anche il periodo che si cercherà di affrontare è parecchio ampio, e spero che darà a voi la curiosità di fare delle domande anche alla fine. Ripeto, la professoressa ha un curriculum ricchissimo, è diplomata con il massimo dei voti in pianoforte al Conservatorio di Musica di Udine, si è laureata anche lì con il massimo dei voti alla lode in lettere classiche, non lo dubitavo. Nella sua carriera ha collaborato con pianisti illustri, ha tenuto concerti in tutta Europa e anche in tutto il mondo, e svolge un'attività concertistica tuttora, no? Voi studiate tutti italiano, quindi parlate italiano. E quanti di voi conoscono il Friuli? Wow! E avete visitato anche il Friuli? Magnifico, magnifico. Prendere tre città che sono emblematiche della cultura in genere e della cultura musicale: Cividale del Friuli, Aquileia e Udine. Cividale del Friuli è la più antica, è Forum Iuli. Già dal nome capite che sono stati i romani a fondarla, ed è proprio il foro di Giulio. In questo caso è Giulio Cesare. Quindi una città che al tempo era molto importante, era un avamposto di grande rilevanza per l'esercito romano, e ha lasciato lì eredità straordinarie, tra cui anche il nome, perché Friuli deriva proprio da Forum Iuli. È diventata territorio austriaco e sono stati gli austriaci che l'hanno chiamata Civitas Austriae, e poi è rimasto questo nome che è diventato Cividale. Paolo Diacono era un nobile longobardo, nato a Cividale del Friuli, ma era un longobardo, quindi la stirpe degli invasori, che però parlava il latino. Era un longobardo di cultura latina, ed è proprio a Paolo Diacono che noi dobbiamo il nome delle note. In realtà tutti parlano di Guido d'Arezzo, no? E ci raccontano che appunto Guido d'Arezzo ha deciso di chiamare Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, prendendo le sillabe iniziali di un inno. Ma questo inno l'aveva scritto proprio Paolo Diacono, no? L'inno a San Giovanni. È proprio Utque ant laxis, che poi l'ut naturalmente non può essere cantato e quindi è diventato Do. Resonare fibris, Re. Mira gestorum, Mi. Famuli tuorum, Fa. Solve polluti. E poi la Chiesa Cattolica aggiunse Sancte Ioannes, quindi SI, il sì. A Cividale, al Museo Archeologico di Cividale, sono conservati i più importanti codici di canto gregoriano. Arrivano studiosi da tutto il mondo per studiare questi codici. In alcune di queste, lettere che loro istoriavano, c'è proprio la rappresentazione di strumenti usati
Il salterio è uno strumento musicale. Poi a Cividale c'è per esempio conservato un codice del Planctus Mariae. Anche questo rappresenta un momento importante della storia della musica e anche del teatro. Sono le prime rappresentazioni, quelle che si facevano sul sagrato della chiesa. Planctus Mariae è proprio la Madonna che piange la morte del figlio. E Aquileia è diventata poi un centro importantissimo nel IV secolo di cultura paleocristiana. All'inizio c'era il rito romano, il rito ambrosiano e il rito aquileiese. E il rito aquileiese, che è un rito patriarchino, perché ad Aquileia c'era il patriarca. Pare che sia un rito che arriva direttamente da Alessandria d'Egitto. Non è arrivato il cristianesimo, diciamo, via terra, in questo caso, ma è arrivato direttamente via mare. Questo rito, che poi è diventato anche il canto aquileiese, il canto gregoriano aquileiese. Tutto quello che è legato ai canti popolari, ai canti delle donne, ai canti di Sante Sabide. Sante Sabide sembra quasi qualcosa di legato al mondo ebraico, perché noi adesso con il rito romano pensiamo alla domenica come giorno di festa. Invece esiste tutta una serie di testimonianze di canzoni popolari a Santa Sabide. Le donne di un paese vicino a Udine, a Palazzolo, in 2 cori avevano cantato queste strane melodie per propiziare la pioggia. Un tempo c'era questa commistione, no? Tra riti un po' pagani e riti un po' cristiani. C'erano anche delle canzoni popolari, per esempio Sciarazzule e Marazzule, che ci sono arrivate, e questa dovreste conoscerla tutti, anche i più giovani. Casualmente, proprio nell'archivio capitolare di Cividale del Friuli è stata trovata la cadenza di Vivaldi dedicata al nobile Pontotti, che era proprio un nobile cividalese che aveva evidentemente commissionato questo. In Friuli esiste la foresta di Tarvisio. Nella foresta di Tarvisio lo sapevano da sempre che c'erano degli abeti che producevano suoni. Non tutti i tipi di abete rosso, Epicea, Excelsa, Fissilis, sono abeti di risonanza. Solamente alcuni possono essere usati per costruire gli strumenti musicali. Ed è per questo che ovviamente è un legname molto molto pregiato. Stradivari, un grandissimo costruttore di violini, andava nelle foreste e che lui riusciva a capirlo battendo sulla corteccia dell'albero. Questo non sappiamo se è vero. Certo che tutti i suoi strumenti sono strumenti costruiti con l'abete rosso di risonanza. Io da direttore del conservatorio ho ritenuto di dover fare la mia parte e abbiamo aperto un corso di liuteria. Corso di liuteria che in Italia esiste solamente in 2 conservatori, al Conservatorio di Roma, la capitale, e al Conservatorio di Udine. Cambiando secolo, nell'Ottocento troviamo a Jacopo Tomadini. Lui era un organista, quindi ci ha lasciato soprattutto composizioni per organo e composizioni però anche per orchestra, oratori, ed era in contatto epistolare con Franz Liszt. Liszt, che era considerato il più grande pianista di tutti i tempi. Nell'Ottocento il grande dominatore
della musica era il teatro d'opera. L'Ottocento è il grande romanticismo strumentale oltre Alpe, ma invece in Italia è il secolo del melodramma, quindi Verdi, Puccini, Bellini. Con la Chiesa c'era stato un problema nei secoli precedenti, che le donne non potevano cantare in chiesa, tant'è che c'erano i bambini, i pueri cantores, e poi c'erano i castrati. Il Settecento è il secolo dei castrati, no? Questi ragazzini, quando raggiungevano la pubertà, ovviamente dovevano continuare ad avere una voce potentissima e anche acuta. Nel Novecento c'è il tentativo di riscoprire tutto quello che ci riporta a questo passato che abbiamo citato, per esempio Daniele Zanetovic, che è un compositore nato nel 1950, ha scritto una composizione che si intitola Lisa Canis, che in friulano sono queste fate, streghe, legate ai culti dell'acqua. D'Annunzio aveva un quartetto del Vittoriale. Il primo violino del quartetto del Vittoriale era un udinese, Vittorio Fael. Il primo violino delle più importanti orchestre brasiliane è stato Angelo Stefanato, nato a Udine, ha studiato a Udine al conservatorio, e Leonard Bernstein diceva che era la migliore spalla, quindi il miglior primo violino con cui lui aveva mai lavorato. E poi abbiamo il nostro conservatorio che è molto lanciato sull'innovazione, oltre che su conservare queste nostre tradizioni. E poi abbiamo un conservatorio grande che insegna tutti gli strumenti. Voi sapete che noi diamo dei diplomi di laurea di primo livello e di secondo livello, quindi abbiamo tutti gli strumenti ad arco, tutti gli strumenti a fiato, tutti gli strumenti a tastiera, quindi organo. Abbiamo una tradizione organara grande, anche qui, sempre per questa presenza forte della Chiesa. Abbiamo moltissimi organi di altissima qualità in tutte le chiese del Friuli. E tra l'altro c'è anche uno dei costruttori più noti a livello internazionale, che è Zanini. Abbiamo un grande teatro, abbiamo un teatro da 1500 posti, con una importante stagione. La visita della nostra vicepresidente del Friuli nel mondo, un onore per noi riceverla qui fra di noi. Voglio anche ringraziare il direttore Cristian Canciani dell'Ente Friuli nel mondo. Grazie all'istituto, alla direttrice dell'istituto, è stato un piacere poter utilizzare le vostre installazioni. I friulani hanno sempre riconosciuto la patria, la grande patria. Questa è la piccola patria. Oh, c'è un pezzettino del cuore, è una piccola patria, con grande rispetto e affetto per l'Italia, che è la grande patria, e la piccola patria. Così. Accogliendo anche tutto quello che arrivava dall'esterno, perché per esempio noi abbiamo una bandiera della patria del Friuli, che è fondo azzurro, c'è un'aquila, ma non è l'aquila asburgica, è l'aquila del patriarca Bertrando di Saint-Genès, che nel 300 è stato mandato dal Papa dal sud della Francia, dove lui viveva ed era originario di Avignone, è stato mandato come patriarca in Friuli. Per dare le ali bisogna dare delle radici forti e solide.
Dopo la conferenza abbiamo condiviso un brindisi con il pubblico che ci ha accompagnato. Con queste immagini ci ritroviamo nella seconda parte di questa primavera di musica friulana. Mandi!